Un pugno in pieno volto che lo ha fatto cadere a terra. La vittima è un settantenne che ha riportato fratture scomposte al naso e a varie parti del viso, oltre a ferite lacero contuse al sopracciglio sinistro e alla nuca, con una prognosi di 30 giorni. Un'aggressione brutale. I fatti sono avvenuti attorno alle ore 18 di sabato 6 febbraio scorso, quando davanti alla chiesa parrocchiale di Bessica di Loria, sul sagrato della chiesa, durante la celebrazione di una santa messa, un pensionato settantenne volontario parrocchiale che stava vigilando nei pressi della chiesa ha ripreso due ragazzi che stavano litigando tra loro. Li ha rimproverati perché disturbavano la Santa Messa, ha preso il cellulare e li ha ripresi, un atto che ha fatto infuriare uno dei due che all'improvviso si è avvicinato al pensionato e lo ha colpito. Tutto questo davanti ad altri cittadini increduli di fronte a tanta violenza. I due poi si sono dati alla fuga. Immediate le indagini dei carabinieri di Riese Pio X. In poco meno di un mese i militari dell'Arma hanno inchiodato l'autore dell'aggressione. Si tratta di un cittadino rumeno di 22 anni domiciliato a Loria. Il cittadino romeno, a seguito delle indagini effettuate dai carabinieri della stazione di Riese Pio X, è stato poi individuato anche attraverso le testimonianze delle persone che avevano assistito ai fatti ed è stato deferito in stato di libertà all'autorità giudiziaria. Dovrà rispondere del reato di lesioni personali.